Presenti? Onore al gonfalone della città di Mogliano. Alza la bandiera. Sì, benissimo. Vai, tranquillo. Riposo! Quando ribloccare, stai attento magari alla direzione via rompe per il mio 90 Tutto questo noi vogliamo per sempre. Signori, a posto! Ciao,
si può dare corona. Ciao, bersagliere anche. Quello. Presenti? Attenti! Corona a posto! Presenti? Riposo! Di Mogliano Preganziolo ha dedicato quest'anno le proprie attività a Cerere Bagnolati, nata a Bondeno, morta a Mogliano e seppellita a Bonisiolo. Le partigiane furono 35.000, 15 decorate con medaglia d'oro, 75.000 parteciparono ai gruppi di difesa della donna. Lorenzoni, Bruna Marangon, Tina Anselmi, Ida D'Este. Staffetta, arrestata, detenuta e torturata. Staffette con funzione di collegamento e informazione. L'antifascismo fu per le donne una scelta difficile ma libera da costrizioni. Non fu dettata dal timore di rastrellamenti che fecero confluire nelle formazioni partigiane migliaia di giovani. Mentre per una parte della popolazione maschile disintegrazione dei diritti del singolo. Celebrare la resistenza e ricordare la lotta delle donne e degli uomini partigiani che ci hanno serve ad indicarci la strada. Riesco a difendere i principi che l'hanno ispirata. In politica, coloro che si impegnano nelle istituzioni e anche istituzionali, ma anche di portare questi valori all'interno della comunità europea, che è ancora priva, ancora troppo zoppa di una vera e propria politica. Una politica che è innanzitutto una politica etica, dove si mette al primo posto il bene, appunto, che ha spinto molti della resistenza a poi confluire nella
Caduti, fiori a posto. Presenti, riposo. Bene, veramente vi ringrazio di cuore tutti adesso a livello più informale per questa giornata, è merito vostro se continua a rimanere viva questa tradizione che in realtà è la nostra storia locale. Una comunità ha un'anima perché è la propria storia, la storia si tramanda da generazione a generazione, ma anche nel quotidiano, di giorno in giorno, con quello che prima dicevo dell'impegno civile. Ecco, voi siete l'impegno civile, siete l'anima della nostra comunità, veramente di cuore un ringraziamento a nome della città di Mogliano per quello che fate. A volte vi vedo molti voi volontari impegnati nelle vostre associazioni d'arma, nella vostra associazione combattentistica, ma anche nel mondo del volontariato diffuso. Vi vedo, a volte sembra di essere un po' ai margini, di dire ma perché noi quotidianamente dobbiamo impegnarci per che nessuno poi ci dà quelle soddisfazioni che meritiamo. Invece non è così, è l'intera città che vi ringrazia e vi riempie di soddisfazione perché voi la state facendo, la state costruendo ancora quotidianamente con il vostro impegno, portando avanti quelle tradizioni che fanno la differenza tra una città e un non luogo. Insomma, questo è quello che ci tengo di dire di cuore, che veramente grazie a tutti voi e che questo impegno con quest'anno e col prossimo si rinnovi. Lo faccio a nome mio, a nome di tanti assessori, a nome di tanti consiglieri che sono seduti spesso in questa sala consigliare e anche loro si fanno le solite domande quando magari i banchi del pubblico rimangono vuoti, quando la gente sembra allontanarsi da fare amministrazione. In realtà tutti dobbiamo impegnarci perché fare amministrazione, fare politica nel senso più nobile del termine, cioè impegno quotidiano, è qualcosa che serve per rendere non solo democratico, perché solo esercitandola si attua la democrazia, ma veramente serve a migliorare la vita di tutti quelli che avranno l'onore di abitare e di vivere questa nostra città. Grazie di cuore a tutti quanti.